Ma tenete tutti questi pandori e panettoni in casa e non sapete che venate a fare? E fatevi un bel tiramisù con la ricetta di papà. Guardate qua che cosa ho trovato, un vecchio blocchetto con la ricetta della crema al mascarpone, 400 g di tuorlo d'uovo, equivalenti a 20 tuorli, 1 chilo di mascarpone, mezzo chilo di zucchero e 200 ml di acqua. Portate a bollore 200 ml di acqua e 100 g di zucchero. Ci saranno delle grosse bolle. Quando le bollicine d'acqua diventeranno piccole, significa che siamo pronti per pastorizzare le uova. Iniziamo a montare lo zucchero e i tuorli d'uovo. Dovete montare bene bene gli albumi e lo zucchero, deve diventare una crema. Tenete un po' di pazienza. Ecco qua, siamo pronti. Adesso piano piano inseriamo l'acqua e lo zucchero che abbiamo portato a bollore e continuiamo a mescolare. Adesso nella crema d'uovo che abbiamo preparato inseriamo il mascarpone e continuiamo a mescolare. Ecco qua, formiamo una bella crema di uova e mascarpone. Qua siamo pronti, immergete le fette di pandoro direttamente nella crema e iniziate a fare così gli strati. Qua adesso un po' di caffè sopra, così. Non vi preoccupate se lo vedete troppo spugnato, il frigorifero si asciugherà e continuiamo a fare gli strati. Ecco qua, io ho completato gli strati, adesso lo bagno tanto bello con il caffè. Ecco qua ragazzi, è rimasto un po' di crema al mascarpone e io ce lo metto sopra. Ecco qua, adesso livellatelo bene, stendetelo dappertutto. Questa è una bella spolverata di cacao. Adesso un paio di ore in frigorifero. Ragazzi, siamo pronti. Mamma mia. Ecco qua, Gianluca. Che capita, si dai, mangi. Mamma mia. Tu quando ne vuoi, Alessa? A me va bene così, signora Mari, grazie. Si sta grande filati. Grazie, Poco signora poco a Mari. te. Va bene, grazie. Voglio, sei l'ultima zio e gli ultimi saranno i primi. Ti bello zuccuso, dai. Ya, mangia. Grazie. Buon appetito. Come? Signora Mari. È buone, buonissimo. E come lo spiego? Non lo dico. Signora Mari, squisiti.